le montagne nello sfondo. È questo che noi ci interessa, che la gente venga a vedere questa perla che è il nostro paese, è il nostro comune di Pederoba. Eccolo qui, olio di colza. Abbiamo deciso di approfondire questo tema in compagnia del dottor Mezzalira, dirigente del settore sperimentazione di Veneto Agricoltura. Abbiamo qui l'olio, abbiamo qui il seme, abbiamo il pellettato invece. O pannello. Allora, parliamo e partiamo dal progetto Energy Crops, quindi facciamo un attimo un quadro della situazione. Sì, il progetto Energy Crops sostanzialmente qui mancherebbe solo la zolla di terra, nel senso che l'Energy Crops ci dice noi partiamo in un'azienda agricola, seminiamo una nostra coltura dedicata ad energia, può essere il colza, può essere soia, può essere girasoli in altri contesti del nostro paese, e ci raffiniamo il prodotto. Questo è un prodotto che è stato raffinato e soprattutto è stato bene essiccato, siamo sul 9% di umidità relativa, lo possiamo poi spremere. Quello che non vediamo qui è il gruppo di spremitura che mi permette di passare da questo prodotto ai due prodotti collaterali, vale a dire il pellettato, che è il pannello di spremitura, quello che resta quando io ho spremuto il seme, e l'olio che ne viene fuori, un po' come con le olive, la sansa e l'olio che io ottengo. Sono due strade che poi vanno ognuna per conto proprio. Questa va verso l'allevamento animale o l'industria mangimistica, perché è ricco di proteine, è ricco di fibre. L'olio invece possiamo o mandarlo all'industria tradizionale o usarlo come carburante. Spesso quando si parla di energie alternative si critica il fatto che ci vuole più energia a produrle che poi l'energia invece prodotta da queste fonti alternative. La situazione è molto favorevole perché se io sommo tutti i costi energetici della coltivazione, poi della raccolta, dell'estrazione, eccetera, eccetera, ho un fattore di resa che è di circa 5-6. Vuol dire che una tonnellata di energia fossile, petrolio equivalente, che io introduco nel sistema, mi dà 5 o 6 tonnellate, quindi ha un effetto leva molto molto significativo. Ma ci sono purtroppo filiere bioenergetiche che sono disastrose da questo punto di vista. Per esempio la filiera dell'etanolo estratto dal mais nel nostro territorio ha un fattore di trasformazione 1,5, cioè l'assurdo che spendo una tonnellata di petrolio per produrre una tonnellata di etanolo, il che non è assolutamente conveniente né per l'imprenditore né per l'ambiente. Dottor Mezzalira, lei è stato molto chiaro, noi la ringraziamo per essere stato con noi, ha accennato anche lei a questo trattore, il primo in Italia, andremo a conoscerlo tra poco con il dirigente di Fendt Italia. Prima però un servizio di cronache trevigiane. Formaggi che bontà! È proprio il caso di dirlo. Se poi parliamo di formaggi di produzione veneta, oltre alla bontà ci sono qualità e tradizione. Anche quest'anno torna puntuale l'appuntamento con Caseus Veneti, la rassegna dei prodotti caseari veneti in corso questo fine settimana nella palladiana Villa Emo. Per introdurci a questa degustazione abbiamo scelto di ritornare con la mente alla rassegna dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa, tenutasi quest'estate nella montagna veneta. Un appuntamento importante che si rinnova da 13 anni. Ai nostri microfoni Lorenzo Bruniera, presidente del consorzio Casatella Trevigiana DOP. Pian piano è diventato un momento di appuntamento per la gente che viene qui ad assaggiare questi prodotti, questo morlacco che è questo prodotto salato, fresco, che si mantiene un periodo di tempo ma non tantissimo, il bastardo invece che è un prodotto che si può anche stagionare e che è buonissimo. Qui i sapori, questi foraggi di montagna con questi fiori che sono in questi territori danno dei sapori che sono unici. Profumi di montagna, di pascoli erbosi, di fiori dai profumi semplici ed intensi, di sole e di fieno. Spesso sono queste le sensazioni che rapiscono chi assaggia i formaggi della nostra regione. Abbiamo incontrato Bruno Bernardi, direttore di Aprolab, e proprio a lui abbiamo chiesto che cosa c'è dentro un formaggio di Malga, dentro un formaggio veneto. C'è una storia, una tradizione, un territorio, un impegno, tanto amore e tanta passione. Se manca l'amore e la passione, queste delizie sicuramente non potrebbero essere assaggiate dai consumatori. Consumatori sempre più esigenti in un mercato molto competitivo, soprattutto nel comparto lattiero-caseario. Se i formaggi di casa nostra continuano ad affrontare a testa alta le sfide quotidiane, un grande merito va ai produttori e agli sforzi fatti per adattarsi ad una piazza che cambia rapidamente.
Noi senza i produttori non possiamo far nulla e quindi se i produttori ci chiedono noi portiamo in mostra questi prodotti e li offriamo al consumatore e al visitatore per valorizzarli e per farli conoscere ed apprezzare. Taglio del nastro speciale nella marca trevigiana per il primo supermercato Natura Sì, il supermercato della natura con oltre 4.000 prodotti biologici. Natura Sì ha aperto ai confini tra Villorba e Visnadello per la soddisfazione del primo cittadino villorbese Liviana Scattolon. Siamo veramente orgogliosi perché credo che nel nostro territorio comunale questo sia il primo negozio, supermercato, che ha esclusivamente prodotti biologici. Quindi benvengano negozi di questa tipologia, ma soprattutto gestiti da persone come Pizzolato, che ha tutta la mia stima perché fa dell'ottimo vino. Infatti il titolare del Natura Sì è Settimo Pizzolato, viticoltore che per scelta di vita da sempre produce vini da uve biologiche. Anni fa era un sogno perché creare un supermercato del bio a Villorba, a Treviso, era una cosa quasi impossibile. Ma con il negozio che abbiamo ormai tenuto da 10 anni è cresciuto sempre di più e finalmente sono arrivati i numeri per poter aprire un supermercato. Un assortimento per il neoaperto supermercato che include anche i prodotti freschi, surgelati, prodotti confezionati per intolleranze alimentari e per la prima infanzia. Non solo alimenti però, ma anche detergenti per la persona e la casa, articoli erboristici e di cosmesi naturale. Abbiamo più di 4.000 prodotti e con questi prodotti abbiamo l'ortofrutta, salume latticini, abbiamo i vini, oli, insomma una gamma completa. Tutto quello che si può trovare nel supermercato normale l'abbiamo anche nel biologico. Natura Sì vi aspetta per sorprendervi per la qualità e per i prezzi. Sentiamo per Settimo Pizzolato 2 buoni motivi per mangiare biologico. Primo perché non mangi più nessun prodotto chimico, secondo perché c'è la qualità. Si riscopre veramente dei sapori di una volta, sulla frutta, sulla verdura soprattutto, ma anche sulle confetture.